partito, non sapevo dove andavano. E sono partito, però la strada era intasata di automezzi, di carri armati, di tutto. Pensare era una brigata, un'armata intera che si muoveva in quelle... Certo, quindi una grande quindi confusione. una grande confusione. Ma a un certo momento arrivai in una piazza illuminata e ho saputo che era la stazione di Tivoli. Ho lasciato il mio camion, però con la mia sorpresa che certo alle volte ho dovuto fermarmi per il traffico e si vede che hanno approfittato molti altri soldati per salire sul lei non se n'era camion, accorto. quindi una quindicina di loro. Ma io non lo sapevo perché davanti ero intento a guidare, ma sono arrivato alla stazione e alla stazione mi sono messo dietro, ero stanco, morto, erano 2 giorni che non mangiavo, non dormivo, sete, fame. Bueno, Però era ancora un uomo libero fino a quel momento. ero un uomo libero ancora. E quando è finita la sua libertà? La mia libertà da quel momento è finita sarebbe finita a Firenze, perché di lì da Tivoli ho preso un treno e sono andato a Roma, perché da Roma partono i treni che vanno all'Italia e a Tivoli non sapevo se passava qualche treno che andava al nord. A Roma ho preso un treno e mi sono messo sul treno e era impossibile entrare perché era così stipato che non si poteva aprire la porta. Allora qualcuno mi ha spinto dal di sotto e sono entrato orizzontalmente per il finestrino. Sì. E prima di toccare terra sono passati dei chilometri. Comunque bene, arriva a Firenze il treno e a Firenze sentivamo per l'altoparlante che tedeschi intimavano scendere gli uomini da un lato e bambini e donne. Ecco, quindi i tedeschi che sapevano che questi treni erano pieni di soldati che cercavano di scappare verso il nord, eccetera, avevano presidiato la stazione di Santa Maria Novella e quando i treni arrivavano facevano scendere le donne e i bambini da una parte, gli uomini dall'altra e li facevano prigionieri. Poi da lì venivano mandati nei campi di concentramento. Quindi quello sarebbe stato il suo destino, perché lei è sceso, si è dovuto mettere insieme agli altri soldati, i tedeschi con le armi. Ma c'è stata una coincidenza provvidenziale che in un determinato momento eravamo quasi 2000, penso io, sotto la pensilina, forse di altri treni arrivati prima, invogliati lì. Allora a un certo momento avevo sete, avevo la borraccia e gli chiedo a un tedesco, presumivo di conoscere qualche parola, perlomeno water, eccetera, e è venuto, mi ha accompagnato alla fontanella che sono simmetriche nella stazione di Firenze, una a destra e una a sinistra, almeno fin quanto conosco io. Prendo l'acqua, ritorno, ma con i miei compagni assetati anche loro, l'avevano tutto, allora mi sono fatto coraggio, gli ho domandato un'altra volta, gli dico guarda è finita l'acqua, ma mi manda un carabiniere con me a accompagnare. Vado alla parte sinistra. All'altra fontana? All'altra fontana, non so perché, così, all'altra fontana. E mentre stavo prendendo l'acqua, passa uno che io nel libro che ho scritto pensavo fosse ferroviere, invece lavorava per le poste italiane, lavorava alla stazione di Firenze. E mi dice vieni via con me, in dialetto toscano. Ma io avevo paura perché i tedeschi stavano sbraitando per l'altoparlante, non tentate di fuggire perché siamo obbligati a usare violenza contro di voi, eccetera, eccetera. Difatti lo hanno fatto per qualcuno che ha tentato di scappare. E allora questo signore mi dice mettiti dietro la colonna. Io ho esitato un momento perché avevo paura da un lato perché si vedeva, ma come era un po' discosto dalla grande massa. Comunque, non so, una forza mi ha spinto, quella forza che uno trova solo nella disperazione, in circostanze speciali. Non sa. E quindi si è nascosto. E mi sono messo dietro la colonna. Quando lui è passato, perché lui non ha lasciato di camminare verso me, camminando mi ha detto mettiti dietro la colonna, quando lui è passato, vieni via con me. E sono andato via con lui. Mi ha portato sotto... Penso che sia stato un deposito, un magazzino sotto la stazione di Santa Maria Novella e siamo passati di fronte a un tedesco il quale non ha dato cenno di
volerci fermare. Siamo andati sotto, ma mi aspetti qua fin quando finisco il mio turno e ti vengo a prendere. Però naturalmente avevo paura, tutti i passi che sentivo era qualcosa di... Lo credo. Quindi è rimasto per qualche ora? Sono rimasto per qualche ora lì, sì. Allora è arrivato poi con un berretto da postino e una blusa grigia anche da divisa. Per lei? Per me. Me l'ha fatta mettere però. Quindi le ha fornito, diciamo, un travestimento? Quasi. Perché quindi insomma, pensate, quest'uomo che era Gino Lisi e lo ha fatto tante volte questa cosa. Nella stazione piena di tedeschi, presidiata dai nazisti, salvava prendendoli uno alla volta, quelli che poteva, ecco. Questi soldati, quando aveva la possibilità, uno alla volta li faceva scappare, li accompagnava in un posto nascosto, gli portava degli abiti non militari per farli, perché erano in divisa loro, per non farlo riconoscere, e poi li portava a casa. A casa sua. Quindi lei poi è stato da quel magazzino e è andato a casa di Gino. Il magazzino dopo pranzo, era verso sera quasi. Mi ha portato a casa sua, mi ha tenuto a casa sua un paio di giorni, perché lui, lavorando in stazione, conosceva più o meno quando i tedeschi facevano le loro retate per la deportazione. E allora il giorno che più o meno facevano la retata voleva dire che in quel giorno alla sera, dopo pranzo, non la facevano più, perciò c'era una certa sicurezza che non mi avrebbero... Quindi era in grado anche di darvi indicazioni su quando ripartire, dove andare. Ecco, in quei 2 giorni che lei è stata a casa, c'erano altri come lei? C'erano altri 4 o 5 in casa sua, però mi risulta che lui aveva fatto questa cosa non solo 4 o 5, chissà quanti ne ha salvati, a rischio della